Seconda parte di 7 in punto, parliamo di impresa, di lavoro, di società. Perché vi sto formulando tutti questi temi? Perché è qui con me questa mattina Marco Palazzo, che è direttore dell'ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ci spiega che cosa fa l'ente bilaterale Friuli Venezia Giulia? Allora, l'ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia è un ente che nasce nel contratto collettivo nazionale del lavoro, quindi si rivolge alle aziende che assumono dipendenti. Ce ne sono ancora aziende che sono dipendenti? Sì, ce ne sono ancora, qualcuna ce n'è ancora. Ma il bilancio, scusi, il saldo tra licenziati e assunti è tornato leggermente positivo, anche se con fatica. Scusi la digressione, ma mi pareva spontanea. Ed è un ente, si chiama bilaterale perché è costituito al 50% da un'associazione di categoria, nel nostro caso Confesercenti, e al 50% dai sindacati dei lavoratori, CGIL e CISL e UIL. Quindi io dico sempre, sono i due soggetti che di solito litigano quando bisogna rinnovare il contratto collettivo, e invece su questo si sono messi insieme per avere uno scopo comune. Di che cosa vi occupate? Eroghiamo servizi, alcuni servizi ai lavoratori, alcuni servizi alle aziende, alcuni di tipo più istituzionale. Per esempio ai lavoratori diamo sostegno alla natalità quando hanno un figlio, rimborsiamo i libri di testo, rimborsiamo le lenti per gli occhiali, le visite dentistiche e oculistiche. Alle aziende rimborsiamo il sito internet, il wifi, il documento di valutazione dei rischi. Siamo anche un ente accreditato per la formazione continua, per cui rimborsiamo e eroghiamo gratuitamente formazione. Siete una sorta di ente assicurativo? Diciamo che è un sistema di welfare contrattuale. Adesso va tanto di moda parlare di welfare, è una prima formula di welfare contrattuale che permette di sostenere le aziende e i lavoratori. E chi paga questo welfare? I lavoratori in parte le imprese? Esattamente, in parte i lavoratori, in parte le imprese, in parte maggiore le imprese rispetto ai lavoratori, anche se in realtà quando le aziende mi chiedono cosa costa io gli dico sempre che non costa niente. Perché? Perché se l'azienda decide di non aderire all'ente bilaterale è comunque tenuta a versare in busta paga al lavoratore la sua quota parte. Per cui in realtà che la versa in busta paga al lavoratore e rinuncia ai servizi come azienda, che la versa all'ente bilaterale, l'azienda cambia poco. Però al lavoratore magari c'è il lavoratore che preferisce avere i servizi e il lavoratore che preferisce avere il denaro? Allora, in teoria sì, in pratica il lavoratore la trattenuta incide per 2-3 euro al mese circa, e il lavoratore può richiedere fino a 350 euro di servizi all'anno. Il che vuol dire che se un lavoratore ha ricevuto, che ne so, un anno le lenti per gli occhiali, ha ricevuto anche 200 euro per gli occhiali, si è già rifatto di 6-7 anni di versamenti, per cui in realtà è molto conveniente anche per il lavoratore. Ecco, e invece le imprese perché non dovrebbero aderire? Cioè, mi sembra che sia un vantaggio bilaterale? Il motivo principale è la poca conoscenza, nel senso che nonostante gli enti bilaterali siano nati ormai 20 anni, perché noi festeggiamo 20 anni, abbiamo festeggiato 20 anni l'anno scorso, sono comunque ancora pochi conosciuti, per cui sia dalla parte delle aziende sia da parte dei lavoratori. Se non sbaglio lei diceva che appunto i due soci sono la Confesercenti nel vostro caso, esatto. Quindi i vostri servizi sono rivolti alle imprese del comparto servizi e commercio, esattamente, quindi delle vostre imprese associate. Sì, non c'è una netta sovrapposizione tra le aziende associate a Confesercenti e le aziende iscritte all'ente bilaterale. Anche perché a Confesercenti aderiscono anche aziende del commercio che non hanno dipendenti, per esempio. Però un'azienda del commercio che non aderisce a Confesercenti non può godere dei vostri servizi? Sì, sì? Noi abbiamo una parte di aziende che non aderisce a Confesercenti, che comunque applica, no, dell'Ascom no, però che applica il contratto collettivo del commercio. Okay. Per cui applicando il contratto collettivo del commercio, anche se non aderisce all'associazione, comunque quindi condizio sine qua non è che si tratti di avere il contratto del commercio. Esatto, e quindi di avere dipendenti, perché se non ho dipendenti non applico il contratto collettivo del lavoro, ovviamente. Parlando, lei dice
le imprese alle volte dicono di no perché non sono informate, non conoscono, non a caso c'è un'iniziativa, no, il 23 marzo che fate proprio per comunicare il vostro operato? Sì, è un'iniziativa che nasce per festeggiare i nostri 20 anni, siamo dei ventenni. E anche per comunicare meglio l'ente bilaterale. Lo facciamo in Villa Autoboni e l'abbiamo pensato a Padova e la pensiamo come una specie di festa, cioè vuole essere un momento per tutta la famiglia, perché molti dei servizi dell'ente bilaterale si rivolgono alla famiglia, però anche un momento informativo e anche formativo, perché poi avremo delle pillole di formazione e avremo anche la possibilità di toccare con mano alcune innovazioni tecnologiche nell'ambito del commercio e ci sarà anche uno spettacolo teatrale con Carlo e Giorgio che abbiamo intitolato L'ente bilaterale non è uno scherzo, proprio perché vuole essere sia un momento di divertimento e di piacere per le aziende, per i lavoratori e per le loro famiglie, sia un momento per conoscere e rispondere a alcune curiosità. L'ente bilaterale non è uno scherzo, qui nel volantino che promuove l'iniziativa di giovedì ci sono le priorità che lei ha elencate, no? Ha elencato prima operative. Asili nido. Qual è la situazione, lo stato dell'arte, quali le soluzioni che proponete ai vostri iscritti? Allora, sul tema in generale di tutti i servizi all'infanzia, adesso il discorso sarebbe molto ampio, bisognerebbe ragionare sul fatto che la popolazione italiana è in continuo invecchiamento, siamo il secondo paese più vecchio del mondo dopo il Giappone, non a caso la persona più anziana del mondo è italiana, e quindi il tema e gli asili nido si stanno svuotando perché c'è una bassissima fertilità e nascono pochi bambini. Ma si stanno svuotando perché io sento invece viceversa che è difficile trovare un posto in asilo nido se non in strutture private. Certo, perché proprio perché ci sono pochi bambini gli asili nido stanno chiudendo e quindi diminuendo gli asili nido, quei pochi che ci sono non riescono a rispondere a tutta la domanda. E poi perché c'è un problema anche di servizi che non rispondono più in maniera adeguata a quelle che sono le esigenze delle famiglie e dei lavoratori. Non sono flessibili? Non sono flessibili, non tutti fanno il tempo prolungato e oramai c'è l'esigenza del tempo prolungato per poter tornare al lavoro. E soprattutto quindi anche un tempo che non è più la fascia di lavoro, che ne so, si amplia, tradizionale, c'è chi magari ha bisogno la domenica, c'è chi la mattina presto, chi magari è una fascia notturna, cioè non sono follie queste. Ci indirizziamo sempre più verso orari personalizzati che però ovviamente comportano dei cambiamenti anche radicali e anche organizzativi a cui bisogna far fronte. E poi che cosa proponete? Allora, noi a livello di servizi diamo sostanzialmente 4 servizi che riguardano le famiglie. E il primo è proprio un rimborso sull'iscrizione all'asilo nido, diamo 150 euro. Privato o quello pubblico? Sia privato che pubblico. Quindi nel caso uno riuscisse, mi perdoni, a entrare nella lista pubblica, ha quasi la copertura della spesa? A livello di iscrizione sì. Il secondo servizio che diamo è un rimborso sui libri di testo, quindi andiamo già un po' sulle fasce d'età un pochino più ampie che copre le medie, le superiori e l'università. E il terzo è quello che noi abbiamo chiamato buono conciliazione vita-lavoro, che permette di rimborsare la babysitter, il centro estivo, il doposcuola, la persona che aiuta il figlio a fare i compiti, che ha problemi di DSA, di disturbi dell'apprendimento, piuttosto anche che, e questo è l'altro tema, i genitori anziani che devono magari andare a fare un'analisi di laboratorio e quindi hanno bisogno di qualcuno che li accompagni, perché sempre di più, appunto, proprio perché invecchiamo, c'è un'ampia rete di servizi che è necessario attivare proprio per le persone anziane. Queste coperture sono totali, parziali, integrali, a spot? Alcuni servizi sono rimborsati al 100%, ma la stragrande maggioranza sono rimborsati al 50%. Questo è fatto per cercare di rispondere a una più ampia platea di soggetti possibili. E c'è un limite di prestazioni rimborsabili? Ogni servizio ha dei limiti, per cui l'asilo nido è 150 euro, quindi in realtà noi non diamo 150 euro, diamo 150 euro al 50% della spesa. E gli lenti per occhiali per esempio sono 200 euro, le protesi 300,
e ogni servizio ha dei massimali diversi. La totalità dei servizi è 350 euro. Tra le novità che presenteremo il 23 di marzo all'EBV Day c'è quello che noi abbiamo chiamato 350euro.it, sì, che sarà anche un sito che metteremo online dal 23 marzo, dove uno può rispondere a qualche semplice domanda, del tipo: hai figli? Che età hanno i figli? Porti gli occhiali? Ti piace leggere? E sulla base delle risposte noi diciamo quanti soldi possono ricevere dall'ente bilaterale. Fino a un massimo di 350 Fino a un euro? massimo di 350 euro. In realtà un po' di più in alcuni casi. Per esempio, il servizio diamo 500 euro per sostenere i figli disabili, che va oltre i 350 euro. Okay. Vuol dire che se uno ha figli disabili ottiene 850 euro. Diamo un sostegno di natalità che è di 350 euro, ma se una donna ha 2 gemelli, sono 700 perché sono 2 e quindi ne riconosciamo 700. Quindi, se non ho capito male, a fronte di un versamento di 30 euro mensili per quanto riguarda il 30-40 euro annuali. Sì, infatti sono 2-3 euro, esatto, mensili, comunque si può usufruire di servizi per 350 euro. Esattamente. E se uno avesse la necessità supplementare, no, di questi servizi, siete in grado anche di fornire continuità dei servizi, magari totalmente a pagamento, quindi presentate anche delle risposte? Allora, stiamo lavorando ormai da 3-4 anni su un progetto dove siamo il capofila, che si chiama WelfareNet, che è un progetto che mira proprio a lavorare sul welfare aziendale, che cerca di portare il welfare aziendale, che oggi è pensato sostanzialmente per Luxottica, cercare di fare in modo che il welfare aziendale sia una possibilità anche per l'azienda che ha 5, 10, 15 Infatti dipendenti. Volevo chiederle, forse nel caso che lei ha citato diventa sostenibile considerando gli introiti, le commesse, ma questo schema secondo lei è ripetibile anche in un'azienda familiare, che ne so, con 3 dipendenti? Noi l'abbiamo testato su un progetto che è durato 2 anni fa, è durato 1 anno circa, e siamo riusciti ad avviare dei piani di welfare con 60 aziende, a Padova. L'80% di queste 60 aziende aveva tra i 20 e i 30 dipendenti circa, una decina aveva meno di 10 dipendenti. Ovviamente questa cosa funziona solo se hai tante piccole aziende che si mettono in rete fra di loro all'interno di un territorio circoscritto, e se hai una rete di servizi che rispondono alle esigenze dei lavoratori di quelle aziende, per cui è un lavoro lungo, complicato, però fattibile, alla fine ci guadagnano un po' tutti. Per quello si chiama WelfareNet, deve essere una rete. Su questo concetto torniamo subito dopo la pubblicità ancora a parlare con il nostro gentile ospite. Tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, qui con noi questa mattina Marco Palazzo, direttore dell'ente bilaterale Veneto e Friuli Venezia Giulia, un sistema di welfare per le imprese e per i lavoratori delle aziende che fanno parte del comparto rappresentato dall'EBV, e si diceva che state lavorando, allora abbiamo detto che avete degli interventi annuali per 350 euro per ogni lavoratore. Io le avevo chiesto qualora appunto ci sia una necessità di una continuità di sostegno, e lei mi ha parlato di un WelfareNet, quindi la necessità di applicare un sistema di welfare aziendale anche alle piccole imprese, però condizione sine qua non, lei diceva che ci esista una rete. Come funziona? Ci può proprio visualizzare? Noi stiamo facendo sostanzialmente 2 cose. Da una parte incontriamo tutta una serie di soggetti che possono lavorare sui temi del welfare e sulla conciliazione vita-lavoro. Asili nido, cooperative che gestiscono servizi per gli anziani, piuttosto che anche attività sportive, associazioni di volontariato, ma oltre a soggetti privati incontriamo anche i comuni, associazioni, enti pubblici, per cui cerchiamo di creare una rete che non sia solo una rete di servizi, ma in cui i soggetti si conoscono fra di loro. Per fare un esempio pratico, l'asilo nido non sa che l'ente bilaterale dà 150 euro per l'asilo nido, quindi questo
scambio di informazioni può essere prezioso. Dall'altra parte incontriamo le aziende, le piccole aziende, e gli diciamo: lo sai che se attivi dei servizi di welfare per i tuoi dipendenti, oltre ad avere un vantaggio fiscale, che è quello su cui si sta spingendo, la molla, che è la molla, hai tutta una serie di vantaggi legati all'aumento della produttività, alla riduzione del turnover, il benessere all'interno dell'azienda che migliora la qualità dei servizi, e accompagniamo piano piano le aziende con passi iniziali che non portano a nessun costo a carico dell'azienda, perché sono aspetti riorganizzativi. La prima esigenza dei lavoratori sono gli orari. Perché devono uscire prima per prendere il figlio, oppure per andare a fare un documento all'anagrafe e via dicendo. Per cui la prima esigenza è di organizzare gli orari, e all'azienda sostanzialmente non costa niente se non consulenza organizzativa, che è tutta finanziata. Il secondo passaggio è la fate voi, quindi questa la facciamo noi. Il secondo passaggio è utilizzare delle convenzioni che ci sono sul territorio, perché incontrando questi servizi gli chiediamo una scontistica ai lavoratori delle aziende, e solo successivamente l'azienda può dire: bene, adesso mi interessa mettere 100, 200, 1000 euro per dipendente per un piano di welfare strutturato, che sono tutti costi sgravati fiscalmente. Però 1000 euro per dipendente è tanto. 1000 euro per dipendente per le aziende piccole è tanto, è tantissimo. È anche vero che c'è una logica per cui se io decido di dare un premio di produttività ai miei dipendenti... Esistono ancora i premi di produttività? Esistono, stanno riemergendo adesso a seguito dell'analisi della situazione di mercato. Sembra che la parola licenziamento sia la parola più diffusa, e quindi pensare, oppure contratto di solidarietà, autoriduzione dello stipendio, pensare che invece ci sono realtà che ancora riescono a elargire un premio di produttività è una bella notizia. Io dico che quello che ripeto sempre è che fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, e spesso le aziende hanno sempre una percentuale che è fortemente in crisi e una percentuale che invece va piuttosto bene. Quindi è una per questione cui di comparto. C'è una questione di comparto, e una questione comunque anche di capacità di aggiornarsi e di stare sul mercato. Parlando di politiche del lavoro, no? Parlando appunto di mercato, perché voi vi occupate di servizi a chi il lavoro ce l'ha, ma chi il lavoro lo perde, chi il lavoro l'ha perso, e mi vengo praticamente in tema l'abolizione dei voucher. Un passo indietro, proprio alla luce di quella flessibilità che è un po' il cardine sul quale voi costruite le vostre azioni. Per quanto riguarda appunto le politiche del lavoro, perché se non hai il lavoro puoi anche gestire l'anziano, ma non mangiare l'anziano non mangi tu, insomma è un po' un cane. Ma allora, a me sui voucher mi viene da dire che quelli che volevano l'abolizione del voucher sostenevano che generava più nero, quelli che li volevano sostenevano che invece faceva emergere il nero. Secondo me hanno un po' ragione tutti e due, nel senso che ha fatto emergere del nero su alcune attività, soprattutto quelle familiari, e quelle veramente sporadiche, dove effettivamente... Se io ho bisogno di un aiuto in casa e ho bisogno di una signora, un signore che mi dia una mano una volta all'anno, il voucher mi era assolutamente comodo. Adesso, più che altro era l'unico strumento, non c'era un'alternativa. Mi faccio le pulizie, oppure devo ricorrere ai vecchi metodi, anche con poca garanzia, perché insomma la preoccupazione è che uno possa farsi male, perché c'era anche una copertura assicurativa, l'INAIL, eccetera. Sì, diciamo che il problema principale nell'abolizione dei voucher è il fatto che non ci sia uno strumento alternativo. È vero che il governo sta già parlando di mini jobs alla tedesca e via dicendo, però forse dovevano prima studiare lo strumento alternativo e poi abolirlo. Ma la CGIL voleva fare il referendum e quindi questa perché poi di conseguenza è stata abolita. È stato abolito il referendum, quindi insomma ha un sapore un po'... a me sembra che sia stato buttato il bambino con l'acqua sporca, nel senso che è vero che c'era un abuso del voucher da parte di alcune aziende, di alcuni settori, probabilmente turismo e ristorazione, turismo in particolare, però è anche vero che era l'unico strumento che rispondeva a determinate situazioni, per cui probabilmente andava
regolamentato o comunque va trovato uno strumento alternativo, questo è abbastanza chiaro. Tornando a quello che fate voi invece per fornire, non so, servizi di ricollocamento, che cosa? Allora, noi nel 2009, quando è scoppiata la crisi, abbiamo attivato quello che abbiamo chiamato lo sportello anticrisi. Uno veniva lì allo sportello e risolveva magicamente i propri problemi. No, diciamo che non rispondeva ai problemi, però perché abbiamo attivato questa cosa? Perché nel 2009 sono venute fuori alcuni strumenti che erano la cassa integrazione in deroga, in particolare gestita dalle regioni, e la sospensione, dove gli enti bilaterali, tutto il sistema della bilateralità ha dato un grossissimo contributo in termini economico, perché l'ente bilaterale doveva mettere il 20% del sussidio e l'INPS metteva il resto, e se l'ente bilaterale non lo metteva, neanche l'INPS metteva la sua quota parte. Quindi avete avuto un ruolo determinante nella cassa integrazione in deroga? In quel periodo, il periodo che va tra il 2009 e il 2012 circa, è stato un periodo in cui la bilateralità in Veneto almeno ha avuto un ruolo assolutamente determinante. Oggi c'è ancora la cassa integrazione in deroga, no? È l'ultimo anno che siamo agli strascichi, diciamo, dell'anno scorso, e dovrebbe, credo, concludersi entro quest'anno, però metto le mani avanti perché l'ho già ridetto 2 o 3 volte e poi Ma questo perché prorogavano. le questioni perché non ci sono più cassa integrati in deroga o perché non ci sono più soldi? No, perché non ci sono più soldi, in parte perché che comunque è diminuito l'utilizzo della cassa integrazione in deroga radicalmente rispetto agli anni di forte crisi. Chi doveva morire è già defunto. Ma soprattutto perché c'è stata una scelta politica che ha voluto accentrare tutto a livello nazionale, e quindi è venuto meno un certo ruolo delle regioni che gestivano la cassa integrazione in deroga a livello regionale. Quindi adesso c'è una cassa integrazione nazionale. Che ammortizzatori ci sono per chi perde il lavoro, per i disoccupati, per le aziende in crisi? Per noi, ecco, il motivo per cui avevamo attivato lo sportello anticrisi è che quei 2 strumenti che c'erano erano fortemente innovativi per il settore del commercio e del turismo. Il commercio del turismo di fatto era ed è adesso, sarà, tagliato fuori da quasi ogni strumento, perché c'è la cassa integrazione ordinaria, che è quella del settore dell'industria, c'è la cassa integrazione straordinaria che copre soprattutto il settore dell'artigianato, e le aziende del commercio con più di 50 dipendenti, però che ovviamente non sono tantissime. No. Le altre avevano finalmente la possibilità di avere uno strumento che era quello della cassa integrazione in deroga regionale e della sospensione, che adesso sono un po' venute meno. Adesso ci sono quelli che si chiamano fondi bilaterali di integrazione salariale, che rispondono un po' a queste logiche, che però dobbiamo ancora, come dire, sono troppo recenti per poterne valutare l'esito e l'efficacia. E quindi chi ha la disgrazia in questo momento di perdere il lavoro in questo settore cosa fa? Non può godere di nessun ammortizzatore, di nessuna cassa integrazione, No, ma direttamente diciamo in mobilità? Oggi si sta cercando di spostare, giustamente per certi versi, l'attenzione da una forma di sostegno economico puro a cercare di fare delle politiche attive del lavoro. Cioè formazione. Principalmente formazione, ma anche adesso accompagnamento alla ricerca del lavoro, consulenza individuale, anche con forme di accompagnamento un po' più innovative, dalla garanzia giovani in poi, insomma, per cui ci sono dei percorsi che permettono in qualche modo di rientrare nel mercato del lavoro, che però ovviamente funzionano. Quanto funzionano? Funzionano poco per i giovani. Perché? Perché per i giovani resta comunque difficile entrare inizialmente in un mercato del lavoro dove non possono dimostrare esperienza. Vabbè, ma se voi li accompagnate in una formazione, io ritengo che la formazione sia basata sulla richiesta del mercato, no? Certo. Quindi dovrebbe essere assolutamente indistinto 2 persone di età diversa formate a quella professione riuscire a trovare una collocazione, o perché magari sicuramente chi è fuoriuscito da un ambito professionale ha anni di esperienza e quindi la formazione si trasforma in un aggiornamento e quindi è più spendibile poi in un'azienda di un giovane a cui manca l'esperienza? Sì, diciamo che da una parte ci sono, la legge Fornero non ha aiutato l'ingresso dei nuovi giovani perché ha prolungato l'età pensionabile, dall'altra rispetto alle politiche attive finanziate a livello pubblico
ci sono troppi ancora aspetti burocratici e formali che frenano un po' l'attività operativa dei soggetti che vi operano, per cui rende un po' più lento, un po' più complicato questo procedimento. Il 23 marzo siamo in chiusura, appunto volete comunicare tutti i vostri servizi, vi rivolgete più espressamente a chi un lavoro ce l'ha o insomma, state mettendo in cantiere, lei parlava di WelfareNet, un meccanismo a volano che possa creare occupazione? In realtà il 23 marzo vorrebbe essere una festa per la famiglia. Ma uno sorride se vede una prospettiva, no? Certo, assolutamente. Beh, in realtà ci sarà uno sportello sul welfare, per cui ci sarà la possibilità anche per i disoccupati di capire che opportunità ci sono nell'ambito di questi settori, che comunque hanno un certo sviluppo nel settore dei servizi, che è la parte maggiormente di sviluppo. E poi l'altra cosa che ci premeva, fare in modo che, siccome gli enti bilaterali sono poco conosciuti, che anziché spiegare che cos'è un ente bilaterale, lo potessero provare con mano. Per cui ci sarà per esempio una libreria dove uno può entrare e comprare i libri e poi va sullo stand dell'ente bilaterale e glielo rimborsiamo, che è il modo più semplice per spiegare che l'ente bilaterale rimborsa libri. E lo stesso vale per un ottico, un oculista, comunicazione visiva. Comunicazione visiva e esperienziale. Io ringrazio Marco Palazzo, direttore dell'ente bilaterale Veneto e Friuli Venezia Giulia. Vi ricordo appunto il giovedì 23 marzo dalle 16 alle 22:30 Villa Ottoboni a Padova per capire che cosa fa l'ente bilaterale. Comunque fino alle 22:30 questo è già un elemento di flessibilità. Assolutamente. Ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina a 7 in punto, grazie al mio ospite, arrivederci. Grazie a voi.